È una categoria che si merita la società, che si merita la città. Sotto di lei ci sono numerose B2, ci sono numerose Serie C, è il faro della provincia di Padova. È partita molto bene, è partita con l'obiettivo di consolidare questa categoria, perché questo può fare la società. Sta consolidando e strutturando la società, ci sono atleti importanti sia di esperienza e atlete giovani, per cui lungimiranti i dirigenti che cercano di creare già un futuro per una squadra che speriamo possa non solo fermarsi qui, ma chissà anche risolcare il palcoscenico della Serie A, che a noi manca ormai da tempo. Da sola o con qualcun altro speriamo che il messaggio arrivi. Le padovane della Polycart Vivai Associati in divisa nera, guidate da Mariella Cavallaro e Fabio Dallafina, schierano Benedetta Azzi alzatrice, Alice Disarò opposto, Lisa Gastaldello e Alberta Zamuner schiacciatrici, Giovanna Moretto e Valentina Casari centrali, Federica Arboit libero. Le ospiti del Service Med San Donà in maglia azzurra, allenate da Giuseppe Giannetti, giocano col capitano Martina Marangoni alzatrice, Gloria Santin opposto, Erika Giacomele e Carlotta Zanotto schiacciatrici, Eleonora Furlan e Isotta Rigoni centrali, Veronica Giacomel libero. Ottimo avvio delle ospiti grazie alla battuta efficace e al muro ben posizionato. Le azzurre fermano le attaccanti padovane bloccando Zamuner e Disarò. La ricezione della Polycart non funziona, l'attacco ne risente risultando prevedibile e falloso. La difesa non riesce a neutralizzare le conclusioni del San Donà, che vola sull'8-3 spinto dalle micidiali bordate di Zanotto ed Erika Giacomel. Le ospiti dominano in tutti i fondamentali, aumentando il gap dapprima sul 16-8, quindi sul 20-11. Un attacco errato della Zanotto dà il via alla straordinaria reazione delle locali, che con le insidiose battute di Disarò e coi contrattacchi punto di Moretto e Gastaldello rimontano con decisione avvicinandosi sul 20-21. San Donà riallunga sul 23-20, ma Lisa Gastaldello colpisce da posto 4, poi un muro punto della Moretto e un servizio vincente della stessa Gastaldello portano al 23 pari. Il grande sforzo della Polycart è vanificato dal pallonetto vincente della Furlan, seguito dall'errore della Moretto, che danno il primo set al San Donà. Le ospiti ripartono con buon piglio, avanzando sul 3-0, ma la Polycart fa tesoro degli errori del primo set e cambia subito marcia murando con la Gastaldello e trovando l'ace con l'ottima Casari. Le giovanissime del San Donà si battono con grande determinazione, ma non basta per tenere il passo delle padovane, che alzano visibilmente il ritmo registrando la ricezione, anche grazie alla buona prova del libero D'Ambros, ex di turno, subentrata all'Arboit. Sul 6 pari le ospiti si bloccano, sbagliando 3 attacchi consecutivi che lanciano le locali sul 10-6. Carlotta Zanotto cerca di riaccendere le veneziane, ma il muro padovano con Casari e Disarò fa la differenza. La Moretto è irresistibile al centro, la battuta in jump float di Alice Disarò manda in crisi le sandonatesi, che si vedono rifilare un devastante break di ben 10 punti. Il San Donà scompare e l'ultimo servizio vincente della formidabile Disarò fissa sul 25-13 per la Polycart il finale del secondo parziale. Le atlete di Mariella Cavallaro ripartono a 1000, mettendo sotto pressione la ricezione avversaria che sbaglia con la Furlan. Non sbaglia invece la Polycart, rigiocando e colpendo in sequenza con l'ottima Alice Disarò, che passa sopra il muro veneziano bucando la difesa ospite. La valida alzatrice Azzi sfrutta ancora il braccio caldo dell'opposto numero 10, che firma il punto dell'8-2. Molto positiva la prova delle bande Gastaldello e Zamuner, precise in ricezione e micidiali in attacco, quasi perfetta in prima linea la centrale Giovanna Moretto, inossidabile veterana dalla grinta proverbiale. Le giovani azzurre cadono sotto i colpi della coppia Zamuner-Gastaldello. Coach Giannetti opta per il doppio cambio inserendo Lucia Giudici per la Marangoni e la seconda alzatrice Giulia Carraro per la Santin, ma è tutto inutile perché la Polycart è inarrestabile e va a segno a ripetizione da ogni zona del campo con Disarò, Moretto, Gastaldello e Zamuner. Il gap cresce a dismisura fino al punto del 25-12 che arriva con l'ammonizione per proteste comminata a coach Giannetti. Le giovani azzurre provano a tornare nel match. Carlotta Zanotto, la più efficace delle sandonatesi, colpisce da posto 2, ma la replica della Polycart è immediata. Casari, Gastaldello e il muro vincente della Moretto mandano avanti le padovane sul 5-2.
Le tuttonere di casa possono contare sul braccio esplosivo di Alice Di Sarò, mortifera anche da seconda linea, e sull'entusiasmante Alberta Zamuner che sale in cattedra sfoderando tutti i colpi di cui è capace. Le locali dominano nella fase di muro difesa e demoliscono le avversarie coi potenti contrattacchi di Zamuner e Di Sarò, allungando rapidamente sul 17-9. Qualche bel primo tempo di Lucia Giudici e il muro punto di Martina Marangoni, alzatrice di talento dal sicuro avvenire, avvicinano il San Donà sul 20-15, ma la Polycart risponde rabbiosamente con un violento attacco in diagonale della strepitosa Zamuner, che poi si esalta tirando una sassata dopo una splendida difesa della Gastaldello. Le tuttonere chiudono l'incontro tra gli applausi, con la fast vincente di Valentina Casari che firma il punto del 25-17 e il successo della Polycart Vivai Associati. Siamo partite il primo set bene, agguerrite, ci veniva tutto, qualsiasi cosa andava bene. E un po' noi che avevamo avuto grinta e tutto quanto, siamo partite bene in ricezione e in battuta, e loro comunque che secondo me non hanno giocato. Il secondo set e anche il terzo siamo calate, e loro sono cresciute, noi siamo calate in fondamentali molto semplici, come anche un appoggio, una difesa semplicissima e anche attacchi magari buttati via. La grinta e la voglia di fare, siccome siamo una squadra giovane, c'è sempre, e speriamo di fare un buon campionato. Sono contenta perché la squadra dove gioco adesso è formata da ragazze molto giovani e molto promettenti. E io credo che ci sia un mix giusto per fare un campionato che può portare a tante soddisfazioni, perché le ragazze si impegnano tantissimo e credo che i risultati che abbiamo fatto meritano lo sforzo che facciamo in palestra. Sono contentissima perché mi sono trovata subito bene con le compagne, con lo staff, e speriamo di continuare così, insomma, perché da qui possiamo solo crescere, quindi spero che i risultati continuano a venire. È una squadra che comunque è riuscita abbastanza bene, perché in tutti i comparti ha delle soluzioni, non solo le giocatrici che hanno giocato le ultime partite, ma anche quelle che sono in panchina possono dare la loro possono fare la loro parte. Infatti in quasi tutte le partite sono entrate un po' tutte. Per il futuro si vedrà, perché sinceramente io non mi sento di dire nient'altro che cercheremo di raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile, visto che la squadra ha i mezzi per farlo. È chiaro che affrontare un campionato di B1 per una realtà come la nostra, che è cresciuta negli ultimi 10 anni in maniera esponenziale, diventa una ciliegina sulla torta e un'ennesima sfida che noi vogliamo raccogliere con l'obiettivo di rimanere il più a lungo possibile nella categoria. L'inizio direi che è stato fino adesso oltre ogni più rosea aspettativa, e quindi però bisogna rimanere coi piedi per terra. È inutile nascondere che la categoria è molto impegnativa da un punto di vista di spessore tecnico, e quindi noi abbiamo attrezzato una squadra che possa nell'arco delle 26 partite dare delle soddisfazioni anche in termini di classifica e di tranquillità. Quello che chiaramente vogliamo trarre beneficio è anche quella visibilità, perché è inutile nasconderlo, dopo anni in cui Padova purtroppo ha vissuto un momento buio in termini di grosse categorie, adesso ci riproponiamo noi con questa B1, cercando ovviamente di tenere alto l'onore della città e naturalmente di portare Padova in giro per il nord Italia.